semplicemente cambia il numero perché il monoblocco, vedete, non ha le parti, c'è un monoblocco con una fusione, in ghisa come può essere quello sotto là, che vi faccio vedere, quello è un monoblocco in ghisa, è un monoblocco fatto proprio fuso dove i cilindri in questo caso vengono ricavati. Questi sono cani in umido perché vengono inseriti all'interno di questo blocco di così. C'era una soluzione tecnica molto manieristica questa perché aveva tutti i conti in alluminio, con lo scambio termico, quelle sono molto più economiche perché sono fatte per un fattore di economicità, di praticità, di economia di scala. Su queste qua bisogna poi, una volta accoppiate, si fanno delle misure di appartenenza e delle quote da rispettare. Allora, adesso, intanto che con Alberto adesso arriva a prendere un cane, facciamo le classi di... Voi avete la fortuna che sto facendo un motore di Venco, questo è un motore Venco a rotore, questa è una cosa che non si vede poi più. È un motore dove i pistoni sono rotanti, ha fatto un fagiolo all'interno con elissi, dove ha 3 scoppi a ogni giro, questo sono 2 rotori, 1, 2, divisi 2 rotori con 4 candele e ogni giro di rotazione, sono i 360, praticamente ci sono 3 scoppi. È come un motore a 2 tempi per un fattore così, proprio è un fagiolo. Una volta avevamo un disegno, sono andato poi su internet a vedere dentro con la bidoppia e il costruttore di questo brevetto, oppure di questo motore, questo è di una Mazda, un altro che hanno detenuto il brevetto di questo che era la NSU, su della NSU di KU, il brevetto iniziale che Mazda ha comprato, e è un motore molto molto particolare, praticamente non ci sono le bielle, non c'è il pistone, quindi il moto attornato non viene trasferito dal motore in moto rotatorio, ma messo in moto rotatorio dato proprio dal rottore su un fagiolo, è proprio un disegno di un fagiolo con lui fuori asse che crea degli spazi di compressione. Questa è una cosa che sicuramente nella nostra vita fate fatica a trovare via. Sì. Così è. Questo qua, facciamo questo piano qua senza farsi male. Hai capito? Qua, gli do la fare, li rifacciamo, gli do però uno fa questo e l'altro come gli facciamo fare un'altra cosa. Intanto. Poi alla fine quello è stato più grosso di sti qua, vediamo questo è come la morte, te lo dico subito, nel senso che tu lo tiri via così, te lo vedi. Mi raccomando di non centrarti, se no ti portiamo pronto al soccorso che è qua vicino. Perfetto. Hai capito? Perfetto. No, ma nel senso di questa roba qua. Se prima di mettere la guarnizione io ci metto un velino di olio di silicone, grasso di silicone, così non si attacca proprio. Dipende che tipo di guarnizione è, perché una Sempre volta non bagnate. Del suo originali avevano una roba che non fanno più, una specie di paltecca. Quelle verdi originali, quando tu le bagni diventano laide e si incollano. Ah, ecco. No, perché varie volte per mettere quella di carta ho messo un velino proprio di grassino, così proprio non si è attaccata. Sbaglio? No, dipende cosa devi fare. Sempre di queste qua, tipo per la pompa dell'acqua, guarnizioni di carta. Queste verdi bastava bagnarle in acqua. I vecchi motori, in questo caso sono doppi, avevano la colla, che tu quando mettevi in acqua avevano la colla, la appoggiavi dentro, si rimanevano incollate. Ma il mio scopo era proprio che non si incollasse, cioè che facesse il loro lavoro di tenuta di guarnizione ma che non si incrostassero come in questo caso. Ma se si incrosta vuol dire che tiene. Meglio? Di per sé. Quindi la tenuta non è data solo dalla pressione che la schiaccia ma anche dal Questi tengono perché incollarsi. sono rettificati, non perché c'è la guarnizione. Questo taglialo perché non dovrei tirare mai lo scalpello verso di me. Se si scappa deve fare il piercing. Fai più lungo, nel senso non concentrarti sull'angolo.
sto scalatura? Che scalatura, scusa? Sono dei. Perfetto non può tornare, però se gli passa, vedi che ci sono gli aloni. Questa roba qui è il segno della vecchia guardia, un scuro. Sarebbe meglio. E se fai più lungo è passato perché sennò fai fuori gli angoli, ovvero che questa roba qui si buttano e poi non traspirano. Perché così l'errore che è nella tua passata è distribuito su una superficie più lunga. Bene quindi. Fuori dagli altri, questo è il coperto, guardate una volta qua, fate caso sull'altro coperto, quello da dietro, è solo fare, facciamo anche questo qua, ok? E qua te voglio. E adesso arriva il bello. Sì. In maniera che sia progressivo, perché siccome si ne mette 4 quando vado a mettere metà di fotogramma purtroppo Anche lui, perché adesso ci sono i prigionieri che rompono, non si può passare più con... che senso del caso? Perché non so pulire tra uno e l'altro, fastidioso. La bestemmia qua Però si ha sta... detto anche lui che c'è aver più prigionieri nella sallina, ma che smetto di fare la notte. Sì, sì, Come dice Cadelonghi. solo più lavoro a pulire. Io mi sembra un sacco per qualcosa se non dopo tra l'altro adesso lo buttiamo sull'albero. Io ho lasciato questa parte attiva che è semplice di se stesso, però almeno uno prende in mano un pistone, no? Se no nella vita lo prendete poi in mano, quindi diventa un problema. Ma scusa ti chiedo anche per mia cultura personale, cioè adesso che lo state passando con... Sì, con la carta per togliere i segni che ci sono sotto del funzionamento, poi tra l'altro li diamo alla polizia, ma adesso la parte è più fatta, è giusto così per dare loro la possibilità Certo. di fare, si pulisce le superfici di contatto perché se c'è dell'impurità sotto cambia il precarico in pratica di tutto qua. Capisco. C'è il mio assistente qua. Così, ti faccio vedere. Questo lo buttiamo, questo è il martello di rame per questa roba qua. Fai qua, vedi qua, fai così, vedi, ti faccio vedere. Non diventi qua, non sempre. Il martello è fatto di rame. Non c'è problema, sono dei centri. Questo è non so.
Sì, dove sono che riesco a lasciare qui ci sono senza avere tante per gli spiriti che si vede questo peso qua. Se tu lo muovi vedi che non lo spingi, questo non va bene. Perché essendo molto alto, se tu mi fai questo lavoro controllo, e ti devo spiegare. L'importante è quello di rimuovere queste pressioni sufficienti. Quindi e poi adesso rilaviamo un po' di motori spazio. Questo è più Sì, sì, lei tutta la passata. Dobbiamo soltanto rimuovere quello che sono le impurità. Sì, insufficiente. Basti la via l'embresatura sempre. Primo quindi ci sono tutti i bulloni più centrati precisi, mentre i due accoppiamenti sono perfetti. Adesso questo che faccia fare una cosa. Perché sono centrato. Se tu guardi ad esempio, perché è spinato, poi vogliamo poi ho sbagliato le superfici, si prendono fasce vecchie, si passa dentro sulle cave, torna dentro da rimuovere i residui carboniosi, li ho passati forza di utilizzo. In realtà da far sì che se noi montiamo delle fasce nuove e lasciamo dei depositi carboniosi sotto, questo quando lui si comprime viene a forzare la fascia sulla canna e mi crea il gripaggio in questo caso. Quindi questi angolini qua sono tiriamo via giusto questo piccolo deposito carbonioso che c'è e via. L'ho usato la fascia vecchia, l'ho usata come strumento di coprolli per il mono, ho fatto la fetta xylare. Questa è una fascia molto semplice per fare questa attività. Una volta che è misurato e anche essendo vecchio tra l'altro, questo tra l'altro vedi il nostro fermo c'è un po' di detonazione. L'uno, vi faccio vedere, questo non è altro che un innesco di detonazione. Dopo vi spiego cos'è. Faccio la serie di nuovo questo. No, poi ci sono anche, c'è anche la crema. No, io faccio la crema adesso, che no. Ma le condizioni generali dei pezzi erano messe. La più fa qua, cioè e alzato sì. L'unico fatto un po' qua perché gli hanno fatto la distribuzione, scusa la
la pompa dell'acqua e la guarnizione in casa. Io non so se è un motore con il bosco ha avuto danni o non ho idea. Per andare non andava comunque, il motore sì, in moto sì. Le barche ne fate tante, ma barche quelle da lettura o quelle solo quel bombeggio Sia le barche a vera, sia le imbarcazioni che magari senza in crociera. ah ok C'è state non sei cilindri di linea. Selezionare fuori fase e il valve si è integrato sul pistone e si è partito. Una volta con un motore rigenerato, quei motori tipo era Ford, però era un po' serio, hanno fatto una serie unica di quelli e non c'era un po' di giro. Quindi ho preso quello rigenerato, ho messo su, ho fatto la prova su, si è visto che il settore della americano, avevo in Croazia, sono stato di momento, ho sentito che mi piaceva, ho sentito tutto, allora ho sentito una via, poi ho ripreso il motore, un fuso del motore per il motore, quello rigenerato che quello già me l'è andato, e poi ho fatto il motore rigenerato era super sicuro, quindi si lanciano tantissimo, tutto questo mi ripeto poi dopo zeppo so che sono molto scomode le barche. Sono alcune comode, altre che tipo questa era abbastanza casina, come la porta, vende il motore in cui questo qui, abbiamo visto comprare la porta, È una cosa che avevano uno abbiamo dovuto alzare il pavimento e che aveva su quella qui. Stiamo facendo un po' di foto. Volontari al 100% sono molti. Scambi l'ingranaggio da quell'altro. No, facciamo quando bisogna smontarlo per buttarlo su? No, lo rimontiamo già con solo qui fermi e tutto quanto, quindi ricoprire l'affare centrale su. Cazzo, se fosse un vecchio SES hanno ancora Solo con la cupiglia. metto su quello normale? Non lasci la cupiglia tanto.
montiamo le fasce su questo se basta soltanto il più grosso, l'ho già fatto io, credo è giusto un ottimo vino. Si deve sempre controllare il troppo grande. Questi qua per non far girare, ma molto dentro, sono molto da questo lavoro una volta che abbiamo montato le fasce, questo proviamo così. Tra l'altro questa è una particolarità, questi hanno un digessamento, vedete, ma sono fatti in maniera da allontanare nel montaggio le canne vicine, è una caratteristica della rispetto agli altri non ci sono. Proprio per far sì che il cilindro dopo quando lo montiamo lo faccia vedere. Ogni macchina ha le sue, sempre una caratteristica come questa.
poi questo qua lo facciamo buttare tanto non ci serve. Le fasce elastiche adesso che le montiamo vanno montate sempre prima del rascradio. Allora, la cosa che si vede, si prende, sono le velocità di queste cose. Di solito queste sono segnate, c'è scritto perché hanno dato poi c'è la strada che li facciamo andare così. Anche tutte quante sono montare, c'è scritto top, perché hanno un angolo di lavoro. Perché se tu lo vai a vedere nel suo profilo c'è uno smusso ed è fatto per tirare via l'olio. E anche questi che di solito hanno un top perché hanno l'angolo o l'interno o esterno di battuta. Se la tirano possono essere montati in tutti i sensi, però bisogna sempre andare a vedere che c'è scritto la parte alta e la parte bassa, quindi questi qua. Questo è addirittura un profilo cromato, sono in viso. Adesso lo mettiamo, quando vengono montate allora, quando adesso montiamo le fasce su questo ho montato sempre la più bassa per queste olio e le altre. Queste fasce elastiche hanno degli spigoli che hanno dei sensi di montaggio, infatti c'è scritto top, che è la parte alta, si trova nel sotto perché hanno un angolo come di abrasione che tira fuori per fare il olio, oppure degli angoli di lavorazione particolari che fanno pesascare il profilo dell'olio. Queste molte volte sono segnate top o non top, questo è un profilo cromato, vedete la parte cromata per io ho portato solo manca sempre lo spoiler, non so. lo montiamo noi. Però gli ho detto a quello che veniva in viaggio a prendere. Adesso per me la ciglia. No, ti ho telefonato quando. Lo potevi dire. Mi avevi detto che era quello delle carrozzerie. Le carrozzerie perché ha telefonato ieri, adesso devo prendere la ciglia e fare un rumore, lo spoiler. E sopra non so se c'era lo spoiler. Lo spoiler l'avevo montato io, che era quello del 997. E poi la chiama, ma non so punto, c'è sempre il solito. Sì. Alla fine di questi qua, adesso li montiamo. Quando si vanno a copiare questi qua, ci sono degli spazi e ci sono delle misure da sedersi. Ma si intende che ci sia gli spazi. Di solito devo compressare a 0,20, 0,30 e c'è una tabella, c'è una riportata che ovviamente in caso ce l'ho e si vanno a misurare queste distanze che ci sono. Questo non fa perché tu quando fai una cosa devi misurare che c'è un rapporto di montaggio. Sono cose che non fai normalmente, però ci deve essere fatte, anzi queste qua. Adesso le lavoriamo, le mettiamo e le montiamo su tutte le parti che si vede questo qua che sono tutte le trelle, adesso vi lavo un attimo con il grasso, poi quando si montano e si posizionano vanno montate a 120 gradi nel vaso. Adesso vi faccio vedere. Vedi che sono versato molto alto. Adesso su queste qua mettiamolo con questo qua questo. Ci sono delle pinze questo che di solito non lo vedo, quindi si apre come ti vedo e tiene questo qua, di solito lo si monta nella posizione del contrario, si va a vedere sempre se c'è scritto top
questo qua. Quindi si ritorna al vecchio concetto, chi è risolvi? Se vi ricordo che risolvi, quello un po' ponte che Faccio questo non c'è scritto niente. E si possono notare nelle due fianche, non c'è scritto faccio. cioè, ma uno che prende il cellulare C'è scritto c'è. Va bene, per sopra, c'è scritto questo lo apriamo così. Attenzione che sono in viso, perché si spezza. Io faccio sempre in maniera faccio girare che quello questo c'è il top, l'ho messo da sul lato. Te lo spiego che c'è una pizza posta in cui spiace poi prendiamo uno e queste qua la stessa cosa proviamo il cemento adesso la montiamo, poi per il montaggio mettiamo l'olio, poi tanto lo mettiamo e così le stesse cose ce le prepariamo. Non è normale che sono così larghi. Le fasce, sì, perché poi la pomodoro della compressa perché non le montiamo vedrai che non si stringono bene. Non l'ho pensato, adesso uso le biele allora praticamente viene fatta una biella, viene fusa e fatta la lavorazione, la montano fino a quando e si spacca. Le microfratture che vengono fatte per l'accoppiamento, quindi loro non hanno rinunciato al fatto di avere le superfici liquificate lavorate e non è neanche una per le microfratture. Sì, ce l'ho, Sono tutti a posto? Sì. Ok. Questo quindi è un attrezzo, trovato questo proprio originale Brunel per mettere dentro i gommini delle valvole che vanno prima lubrificati, inseriti piano sul passaggio R e queste batte e poi sulla parte di acciaio. In questo caso l'ho fatto così. Si infila, senti che calza e così. Adesso è in battuta, basta così. Adesso faccio così. Devi proprio sentire che cambia, cioè devi calzarlo giusto intanto e lo senti, poi devi andare in battuta. Basta. Se dai troppo si rompono e poi fumo. Adesso si vuoi provare? Cosa? Devi sentire che si
si incastri bene. Teoria. Fai proprio cadere il martello che ha il suo peso posto. Devi vedere che non si sia tagliato. Devi essere un po' più convinto. Tanto ne abbiamo in più in casa, però. Vai. Tutto il suo. Vai. Ha cambiato tono, sedendo tutto. Controlli, poi li controlli. Sì. Non si vede a occhio se sono messi male, non c'è. Quello è il pseudo problema. Devi controllare che ci sono cose perfette e che non ci sono crepe e vedi che non sono bene quando sono uguali, quando sono precisi. Cioè nel senso. Funziona. Mi fa così? Sì. Cos'è quella roba lì? Si è rovinata. Ma cos'è? L'unica della valvola. Ma nuova? Sì. E adesso? Ce ne abbiamo altre. Oh, Vedi? Che non è ancora. questo è Vittoria. Lo questo adesso so che sono state con la pasta abrasiva con grana 1000 fatte girare nella sedia in modo che si adattino perfettamente. Ah, ok. Sono oltre la rettifica adattate, cioè proprio ognuno ha la sua adesso. Ah, personalizzate quindi. Come l'ho fatto? Ma per il fatto della benzina verde, esattamente che adattamento è stato fatto? Cioè sulle valvole o anche sulle sedie? Cambiano le sedie e sono in acciaio più duro. Quindi per giù sono? Sì, infatti se adesso che Sono inserite? sono dentro la pressione le sedie. Quindi, ma una volta la sede era in alluminio? No, fuori. C'era già così. Sono sì in acciaio, ma questo è un acciaio più duro, saranno cementati. Ah, ok. Caproni. L'alluminio cioè non esiste, che viene. Vabbè, sul box non c'è una sede, cioè non c'è sulla testa solo alluminio, Non una esiste. sede ricavata. Neanche se vuoi, non dura mezz'ora neanche. Sembra che non ci sia. Sembra che non ci sia, sembra tutto. Da sbaglio faccio vedere, perché sono, sei pulito non lo vedi. E cosa devo dire? Se tu adesso vedi le valvole di adesso quanto sono fine, che non dissipano tutto questo cosa, infatti sono storte. Il nostro signore 1959. Sì, sul box sono 6 mm su 16 valvole e 7 sul 8. Sarà 10, forse 9. Sì. Ti do una sezione talmente più. Vedo che tutto è molto robusto su questo motore, vedevo l'albero prima. Molto topico. Questa roba è viva, non l'ho mai vista. Io ci vuole un po'. Devo fare una ripresa da sopra che tira sullo stelo. Sì. Bella attrezzo, no? So forse manuale questo gira, stringi, magari sta in mezzo. Sono un passo avanti. Gli attrezzi originali formali si attaccano sul capolotti qua, che sono a molla. Soltanto che questo è un po' più comodo. Però non è tanto che c'è questo strumento qui. Fai così?
nella pensione. Chi? Anche servizi che si da manetta, domani che da 100.000 Domini. Questi sono io ma ero clienti. Ma ero clienti. Ah sì. Valve non è altro. Non passa nessuno, ci sono quella cosa metallica. cosa? Il semicono? Sì, quella nava metallica che sta calando questa roba qua. Questo è il cono, tutto perché non si simuli la valvola. Se c'è il poppa, Così che figato, li faccio vedere. si dice venire a fare figo. Lui bisogna sempre controllare che vada cede bene il cono. Questi sono semplici che hanno un solo dente, quelli adesso ne hanno tre, sono finissimo, c'è una roba. C'è da mettere fatta a te, No. Ma che quanti anni te l'ho fatto del prendistato? Qui sono tutto qui. Hanno tre denti, questo è semplice. Quelli adesso sono fermati così. E in media mi passa con queste dite o una partita per soldare con un grasso. Sì, qua tutta di toccare con questo casadita è una figata. Poi così. Come anche così? non puoi fare questi del ciclo. No, o meglio, molto circa per tutte le fatto il saldatore e dei grandi saldatori a gas che mettete oggi in circolo. Quello messo in piedi là, che è tutto uguale. E in parte c'è il ghiacciato da niente perché non sono gli altri. Le robe grosse, le robe micro. Allora, avete mai smontato la valvola? Quella volta che avete smontato la valvola, una leva tipo un collo dopo che schiacciava a scuola. In questo caso questo è un pezzo pneumatico che serve per facilitare questa operazione. Ce l'avevamo a vita. Non sì, può essere. Io cosa faccio? Scrivo prima la molla, lo centri, poi questi qua sono molto grossi e io prima ho passato la valvola non so se vedete sul grasso, in modo che nella sede, con l'incisione, rimanessero incollati i coni. Prendi un po' di grasso, lo metti su un pezzetto più largo che puoi, così riesci a girarlo dentro, lo appoggi, fai così. Schiacci. Questo qua gli faccio vedere che da battere, ne mancano 3. Sì, fra un po' devono andare, fra un po' devono partire. Mangiamo una pasta che ho preso.
schiavoni sono i quali e di come vanno. Questo qua con le nuove rompono scarpe. E bisogna dargli la pulita appena appena e... Cioè, sono proprio preciso. Quello lì è duro, però. Tanta niente, dopo li puliamo un attimo, pulisci, dai una caffettata e metti un po' di olio e poi fate apposta per queste qua. Non riesco a cosa sta facendo. Usa uno di quelli rovinati, sì. Vediamo che se no... No, è che magari con hanno schiacciato una non aspetta, faccio dire magari Dagli col truschino li tiri via. Dimmi tutto. No, adesso. Ti stanno filmando? Sì. Come si dice? Perché bisogna vedere di quella pubblicana, quindi io che sono senza alcol. Per il banco? Per un decimo. Ora Giulietta adesso questo è buono, questo era quello che ci hanno tra l'altro il grosso della perdita è qua e quella guarnizione questo guarda appena fatta però e tra l'altro esatto, e tra l'altro non aveva sì, infatti quella che ha messo adesso è perfetta, cioè però insomma già quella volta dopo fai conto 100 km era già la riunione con lo Spirito Santo, cioè adesso sta finendo questo rodaggio ancora solo la guarnizione, guida all'albore, certificato dell'albore, schieratura della testa, la configurazione, con adesso che cambio ferro, ma come nella taglia, che abbiamo trovato infatti ho detto che Roberto mi batterà sicuro in a lungo perché la sua parte. Però la che sottotura 2005 quella però nel regime famoso non so che cazzo ho smartellato qua. se sbaglia Mi compro una valvola, non prendo. Comunque poi così diventa proprio dato che montare le valvole e passare di anche quelli nuovi sono buoni. no, questo hanno tutto una cartesata, però non dovrebbe fare questo lavoro. Non iniziato se tu devi bilanciare i distanziali su un freno, cioè questa macchina ha necessità di
perché il problema è quello. Il problema è che la modifica pesante sul piano e praticamente si 4 un staff e pinze in frenata vibra. Un libro perché non è centrato, una canzone. Ma li facciamo per voi, il problema è soltanto del fatto che mancano i centrini di tutto. Se non avessi centrato il fatto che lo fa. Lei ha fatto un po' specifico. C'è il suo. Dobbiamo fare il centrato di tutto, poi gli elementi centrati non sono se tu prendi un buco come lo torni su un po' male per tagliare No, mi sono fatto si chiama perché c'è sinceramente questa parte da parte di quello il parlare ha già deliberato no, ma l'azienda va motivata torniamo devi fare perché se a scuola tu l'azienda tende a fare un'inefficienza per dire uno diciamo non stiamo io per quello che stiamo chiedendo non facciamo di rimanere pronto? Ah, tranquillo, no, mi dispiace. Pare, studenti sono appena dei miei, li abbiamo accompagnati in stazione, Madonna, no. Tranquillo, anzi, in bocca al lupo con la signora, assolutamente. No, tranquillo, ciao Enrico, ciao. Pronto soccorso con una moglie che è possibile, è in diretto, ma Stomole va. No, no, perché non vedo no. Boomerang ha dato sopra esatto, poco c'è assolutamente. sì, allora, perché tu lo metti con i numeri prima Però il segno della fase sembra tanto una cazzavettata e questo, non tutto il serio. no, un po' fuori questi qua perché hanno fatto degli anticipi diversi molto Dopo lo so, se mi fa ripresa si mette che li spiego, lo spiego. È un po' veloce. Quanto gli hai recuperato un albero nuovo? No, ce l'avevo messo in parte. Sì, sì, recuperato. Sì, perché quello che abbiamo noi è di qua. Sono questi qua in ottone? Sono in ottone? sono un po' quelli originali non sai non sono gli scarichi ho messo il grasso sicuramente sotto Questa casa sta cambiando perché era seriamente consumato, speccato, giusto? Speccato. Sì, non so come sia il termine tecnico. Speccato. c'è sempre il grasso verde o c'è un grasso particolare? A parte quello lì, appena lo metti molto è una sala persona non via. Tanto perché i primi 10 giorni non li fa tanto. Esatto, per me che non donne. Va bene, bello. E comunque
comunque ognuno è legato al suo, non vedo che sono... Sì, perché troppi cambiati. questi qua come fanno? Perché ci sono questi buchi? Sì. Perché loro li chiudono con quegli spinning, perché non manca, perché sono centrati e poi li realizzano. Ah, quando sono chiusi? Infatti se tu ne inverti uno, lui non gira libero, ma neanche pagarlo. Uno potrebbe girare più premuto o l'altro più libero, sì. Di sicuro non so, loro lo fanno perché sia coassiale e libero uguale. Sì, per quello non è che quando lo smonti. Buonanotte. Ti piace? Solo che non mi andavano dentro i bicchieri perché devono aver smantellato un po' le sedie qua per tirarle fuori o dopo l'attrezzo che hanno un po' rovinato, un po' più quel trospino di ecco, magari quello sul montaggio si toglie perché non è canale, secondo me un bel lavoro, avrei dovuto rismontare tutto e rifarci. Funziona ma sicuro. Ti ga smadonna, stai, dai. Ti ga smadonna, ja, giusto tu. Perché ora non smadonna mai, ecco. Un po' nuovo. Dispiace perché perdiamo solo più tempo, nel senso che i ragazzi hanno futuro, in qualsiasi caso per male. Quando diventa duro cambia perché si devono comprare tutte le molle. Sì, forse andare a gonfiare, volta I mobili non prendono un po' in croce. L'obiettivo questa ripresa. Mi sa che ciò che voglio di fare io che i ragazzi sono un po' grosso. Ah, fissa gli anni. Devo far girare il cambio che si adattino un po'. Io adesso vado a misurare le valvole e a registrare le valvole. Dopo quello dopo 1600 si sfida, questo potrebbe fare una blu che sembra con le saldature, fare tutto un pacchetto e valorizzare ho visto, ma proprio un vecchio, invece come pensato, quello che devo andare via, per quella volta sono contento. Comunque. No, io è duro sui cappelli. Sui cappellotti è duro. Ah, proprio. Sì, ma perché di per sé le valvole fossero dure le schiacciate giù, tornare di là. Infatti vedi che adesso si già. Punto flesso sul comune ai box RF e ai box e anche ai box Se prendi le guarnizioni di scarico dall'Alfa 33 su loro prima serie sono uguali. ma che grazie a tutti i progetti quei altri sinceramente il punto flesso è una caratteristica
molto difficile farlo. Avevo. No, la mano non lo giri. Come che ti fermi un attimo? Ti fermi un attimo senza. Quindi sta su 5.000 giri. Sì, è molto scomodo. Quello di scarico che abbiamo cambiato, tanto lavoro. Sì, sì, abbiamo carteggiato. Ti ha preso l'albero. Ma no, E così mi sto andando a bronca. Infatti mi stavo parlando di nuovo con Luca. Vengo a leggere il sito su Zucchi con una scorta tecnica. È che non ci dà meglio su Zucchi che molto basso. No, dai. Sì, perché ovviamente sì, autostrada di Suzuki. Torniamo qua. Ecco. Vabbè, onta una ponte lì già. Non smartellato sì. no, la storia della senza futuro tutto. Vabbè, no. Uno che l'ho detto qui, giusto? Poi si può avanti. In senso. Quindi spari destra. No, su solo bellezza. Poi che si tira la smascettata così. Pan. Che si tira la smascettata e deve uscire. La foglia di distribuzione 156. Sei di tutta la paga. Tirare e monete per fare il ritorno. Cosa lo so? Non si parla. Si muore. Che senso? Abile, farò un secondo beep fra 20 minuti perché finirà la batteria, ma non è la batteria che dà Ma non sbagliarsi.
Femmina rossa riso. Niente di più. Sta a posto. Adesso gira, sti qua non lo riesci praticamente. Senza controllare non so. Lasci che non ce l'ho.